Il giro delle consultazioni è terminato, il governo Renzi è alle porte. Il premier in pectore resta nella sua Firenze, dove lavora alla nuova squadra e dove in mattinata ha incontrato anche l'AD di Luxottica Andrea Guerra, papabile successore di Flavio Zanonato al Ministero per lo Sviluppo Economico. Dentro questo chiacchiere quel nome è uno dei nomi che circola. Il PD del Veneto, col suo nuovo coordinatore regionale Roger De Menec, intanto si mobilita. Qualcuno per dare spiegazioni al proprio elettorato, come fa Laura Puppato. Da governo breve di scopo, dice, si passa con Renzi a governo politico incentrato sul PD che miri al 2018. Ciò per riuscire ad attuare le riforme necessarie e mettere a punto i relativi programmi economici, sempre che i numeri lo consentano in Parlamento. È un momento complicato, ma è un momento in cui la politica deve spendersi con coraggio. Credo che la sintesi di questi giorni sia questa, insomma. Si sta per aprire un nuovo corso, ma sul tavolo restano vecchie questioni, nodi irrisolti come la vertenza Electrolux, i risarcimenti per l'alluvione, le province e le città metropolitane. E così le categorie economiche del territorio avanzano immediatamente la propria agenda delle priorità, partendo dal lavoro. Il costo del lavoro è altissimo e quindi anche i nostri addetti, i nostri lavoratori, sappiamo che non ce la fanno arrivare a fine mese. Cosa possiamo fare per aiutarli? Innanzitutto c'è il cuneo fiscale. Anche per il presidente degli industriali di Treviso il lavoro è la chiave del rilancio, guardandolo dall'altro lato, quello dell'impresa, bene prezioso della società, dal punto di vista economico e sociale. Bisogna ridurre il carico fiscale sul costo del lavoro, in modo da dare velocemente a imprese e lavoratori molte più risorse, gli uni da investire e gli altri da spendere sul mercato. Passando, secondo il rappresentante del mondo del commercio, anche per le riforme costituzionali. Chiudere la partita della legge elettorale e successivamente di modificare la Costituzione secondo quell'idea che tra l'altro Renzi ha già messo in maniera chiara sul piatto. Intanto qualcuno ha rinunciato alla sfilata al Quirinale, Movimento 5 Stelle, preferendole quella di piazza, Lega Nord, con fiaccolate in tutta la regione. Quindi oggi torniamo sulle piazze per trasmettere il messaggio di pace, ma di una grande volontà di tornare ad essere padroni nel nostro territorio. Il Carroccio, spiega il sindaco di Cordignano Roberto Campagna, ha deciso di restare sul territorio, fuori dai palazzi. Queste consultazioni sinceramente ci sembrano un po' una farsa, sembra che sia già tutto deciso, quindi c'è poco spazio per trattare.